pomeriggio, buon 25, Casa Galas con Berto e un suo amico, eccoci qua, buon pomeriggio, ci siamo. Allora attenzione, questa la dedichiamo, che tanto che non la faccio, agli amici carnici. Allora, le fate in furlan perché sennò che va fatte in furlan, quindi bisogna farla in furlan. Allora, inverno, Beppin, stato Beppin, c'ha per motorin da Villa Santine, va io a Tumiec a chattare le frutte, le morose. Arriva lì casa tradizionale, carnica, entra dentro, parcheggia il motorino, inverno, freddo, parcheggia, dentro c'era la nonna che faceva le polente tal spoler, no? Eccolo lì, faceva le polente, buondì signore, mandi Beppin. Signore, lei si è mariuta, io per giorno che si vestisse arriva io a Icumò. Intanto sentiti lì, donde dal fuoco, sentiti lì. Alle snuppi che il cianut sotto ma non ti fa snue, sentiti lì, grazie. E il fru si sente lì. A un certo punto, stato, aveva appena cenato, movimento, nell'indiziale, movimento, orca miserie, movimento. E le vecchiute, Snoopy, allora, vergognoso. E lui, tan ben che dà colpa al chianute io. Oh, aveva mettuto il giornale, shot per il freddo, col motorino, però aveva mangiato anche fasui, anche molto un po' chial, freddo, che aspetta, dopo un po'. E le vecchiute, Snoopy, allora, ti mandati fuori, vergognosissimo. Tan ben che l'ate, oddio, è da causa il chianut, Maria, vieni io per l'amor di Dio che non arrivi più, a un certo punto io non arrivavo più, a un certo punto, oddio, il chialto, il freddo, il chialto, il freddo, oddio. E le vecchiute, Snoopy, va via di lì se no ti caga intorno. Signori, buon 25 aprile, no 25esimo, buona liberazione, speriamo anche noi di liberarci da questo incubo e un saluto vergognosissimo da Casa Galax, da Berto, cane esperto, ciao.